Buonasera, grazie per essere venuti a questo nuovo incontro di musica e filosofia. Ringrazio l'Ateneo che ci ospita, ringrazio i nostri ospiti, il professor Lucio Cortella, ordinario di Storia della Filosofia all'Università di Ca' Foscari, un esperto adorniano ed hegeliano, e il maestro Oreste Bossini, che conoscerete perché è la voce di Radio 3, quindi sentirete spesso le sue trasmissioni musicali, e oggi abbiamo l'onore di averli entrambi qui con noi per parlare della corrispondenza tra Berg e Adorno. Adorno fu allievo di Berg e queste lettere, che sono state pubblicate nel 2016 da Archinto, testimoniano dello stretto legame non soltanto didattico ma profondamente umano. E poi sono particolarmente lieta di presentarvi i due musicisti. Sono due brillantissimi ragazzi del Conservatorio di Trieste e ci proporranno opere sia di Berg che di Adorno, il quale era anche compositore, non solo filosofo e sociologo e quant'altro. Quindi Berg, Adorno e poi un brano di Rim che il pianista ha voluto proporre in quanto considera questo autore vicino in qualche modo alla poetica berghiana. Bene, non mi trattengo oltre, lascio direttamente la parola ai nostri ospiti. Grazie. Grazie Letizia e benvenuti a tutti voi per questo incontro che parte dalla pubblicazione di questo libro, di questo carteggio tra Adorno e Alban Berg, pubblicato mi pare l'anno scorso, forse un paio d'anni fa, dall'editore Archinto. Finalmente anche in italiano è disponibile questa corrispondenza che è molto interessante, molto istruttiva per capire, diciamo, certe dinamiche del mondo intellettuale viennese, soprattutto, ma non soltanto legato alla musica, devo dire, perché poi la lettura di questa corrispondenza permette anche degli affondi piuttosto interessanti anche in direzione filosofica, ma di questo ovviamente parlerà Lucio, soprattutto in riferimento a un'altra figura essenziale di questo mondo, di quest'epoca, che è Walter Benjamin, che è un po' una presenza segreta, vorrei dire, che esercita una sorta di attrazione lunare, no? Cioè c'è questa massa che sta al di fuori della corrispondenza, ma che di tanto in tanto fa sentire la sua forza di attrazione intellettuale. Il titolo di questo libro, che è Sii fedele, come potete vedere se per caso avete visto il libro, se l'avete, o insomma questo è il libro. Il titolo è abbastanza curioso e interessante perché è una citazione in realtà wagneriana, è una frase che dice nel Crepuscolo degli Dei Alberich ad Hagen, sii fedele, sei treu, e musicalmente questa citazione viene fatta da Alban Berg in una cartolina che viene spedita ad Adorno, però Alban Berg gli mette soltanto il tema musicale, non gli mette le parole sotto, quindi Adorno all'inizio non capisce bene questa citazione che gli viene fatta, questa citazione wagneriana, però comunque devo dire che è interessante in ogni caso il gesto, cioè l'idea di cercare di dire qualcosa, di comunicare, di mandare un messaggio attraverso la citazione di un motivo wagneriano. Questo ci dice molto, insomma, no? Di quanto questo ambiente artistico viennese del primo Novecento fosse permeato dall'influenza di Wagner, dal wagnerismo, che a Vienna, soprattutto a partire dagli anni 90 dell'Ottocento, esercita davvero un'influenza molto molto profonda, un po'
diciamo, in tutto il mondo della cultura, non soltanto il mondo musicale, ma anche sul mondo delle arti, sul mondo della letteratura, sul mondo del teatro, anche di prosa. È un mondo che è profondamente permeato appunto dell'esistenza appunto di questa grande costruzione mondo che Wagner appunto fa attraverso la sua rivoluzione teatrale, il dramma musicale, e tutto questo mondo se ne nutre. Anche la musica di Alban Berg, anche la musica di Schoenberg, anche la musica di Mahler, in fondo si è nutrita profondamente di questo mondo wagneriano. Ma la cosa appunto che qui ci interessa è il rapporto appunto tra Adorno e Alban Berg. Intanto la cronologia di questa corrispondenza è abbastanza limitata, sono soltanto 10 anni, 1925-1935. L'anno finale è banalmente l'anno della morte di Alban Berg, il quale, sfortunatissimo, fosse nato soltanto 10 anni dopo, una puntura di insetto non l'avrebbe portato a morire, ci sarebbe stata la penicillina, lui si sarebbe salvato e forse anche la storia della musica avrebbe preso un'altra piega. Invece così non è stato, e fu molto sfortunato e morì per una setticemia provocata appunto da una banale puntura di insetto. 1925 è la data invece in cui il giovane Adorno arriva a Vienna. Adorno ha poco più di 21 anni, nato nel 1903, no? Se non sbaglio, ha poco più di 21 anni e viene a Vienna perché innanzitutto vuole studiare musica con Alban Berg. Questo è il suo motivo principale, questo è il suo fine principale. Era naturalmente già un giovane studente molto brillante anche per quanto riguarda appunto gli studi umanistici, anche gli studi filosofici, però appunto la sua grande passione è la musica e coltiva il sogno di diventare musicista. Devo dire che negli anni 40 c'è un appunto di Berg molto interessante, per certi versi anche commovente, no? Perché dice negli anni 40 io non so che cosa rimarrà della mia opera filosofica, non so come i posteri valuteranno quello che io ho scritto, non lo so, però dice una cosa mi si dovrà riconoscere sicuramente: io conosco il linguaggio della musica come i bambini conoscono il linguaggio delle fiabe. Questa è una frase molto bella, no? A mio parere, perché proprio ci dice soprattutto qualche cosa della intimità di Adorno con il linguaggio musicale, cioè questo rapporto davvero intimo, davvero familiare con la musica, quasi come se si fosse nutrito insieme al latte materno di musica e sentisse il linguaggio musicale come la sua lingua materna in un certo senso. E quindi questa lingua materna lo accompagna anche nello sviluppo della sua attività intellettuale, nello sviluppo della sua spiritualità filosofica, e il fatto di studiare musica con un maestro tutto sommato eccentrico come Alban Berg, anche questo è abbastanza significativo, perché Alban Berg era a sua volta un discepolo eccentrico di un docente a sua volta eccentrico, cioè c'è tutta una linea di eccentricità, se vogliamo, no? in questo percorso musicale. Arnold Schoenberg praticamente era un autodidatta, gli unici insegnamenti diciamo formali che, tra virgolette, insomma, che poteva aver avuto erano
sostanzialmente qualche cosa che gli aveva trasmesso e comunicato il suo amico e in seguito cognato Alexander von Zemlinsky, che invece era stato un allievo del conservatorio, quindi diciamo dentro al mondo dell'accademia, anzi uno degli allievi più promettenti, uno di quelli che sui quali si scommetteva naturalmente all'interno dell'accademia. Sono gli unici insegnamenti di tipo accademico formale che lui può vantare, Schoenberg. A sua volta però Schoenberg diventa il maestro quasi guru di una serie di giovani musicisti nella Vienna di questo primo Novecento, tra cui appunto un ragazzo come Alban Berg, che era, quando è arrivato da Schoenberg, un assoluto selvaggio, diciamo. Cioè selvaggio nel senso che era un ragazzo estremamente sensibile, dotatissimo dal punto di vista soprattutto melodico, ma, come dice lo stesso Schoenberg, incapace di scrivere il tema di una sonata, cioè la sua grande capacità musicale si esauriva in questo florilegio lideristico che lui continuava a produrre, ma appunto era come un cantautore, per così dire, insomma, sfornava canzonette, ecco, mettiamola così. E quindi diciamo, Adorno va a Vienna pur avendo alle spalle degli studi abbastanza formalizzati, per andare a studiare con un allievo, per così dire, di un maestro, per così dire, no? Quindi c'è una curiosa scelta da parte di Adorno, ed è una scelta però molto mirata. Lui vuole proprio andare a studiare con Alban Berg. E perché vuole andare a studiare con Alban Berg? Perché ha ascoltato a Francoforte i tre pezzi dal Wozzeck, l'opera che sarebbe andata in scena immediatamente dopo, negli anni successivi a Berlino, ma appunto prima dell'allestimento dell'opera Alban Berg faceva girare questi tre pezzi che si potevano fare in sala da concerto per far cominciare ad ascoltare la musica del Wozzeck, per abituare un po' il pubblico a questo tipo di musica. E Adorno subito, a ventenne, rimane folgorato da cosa? Questo è anche un po' il grande interrogativo, la cosa interessante da cercare di mettere a fuoco, magari grazie già all'aiuto di Lucio Cortella. Cioè, perché Adorno vede nella musica di Berg questo rapporto così forte, intimo, profondo, fecondo tra la natura e la cosa, tra il linguaggio e il modo di rappresentare il linguaggio. Questo lui vede soprattutto in questa musica di Berg, che preannuncia il Wozzeck, e quando vedrà finalmente il Wozzeck, a maggior ragione sarà convinto di aver fatto la scelta giusta, perché appunto sarà confortato dall'allestimento, dalla visione dell'opera rappresentata, di questa profonda unità tra forma e contenuto morale, se vogliamo, anche un po' sulla falsariga dell'anima e le forme di Lukács, cioè questo tipo di lettura analitica dell'opera d'arte. E questo forse è già una cosa sulla quale si può provare a ragionare, Lucio, no? Cioè questa lettura filosofica dell'arte, dell'opera d'arte, come qualche cosa che non è più soltanto ristretta a un elemento di fruizione estetica. Sì, io direi c'è un elemento che caratterizza la teoria estetica di Adorno, ed è intanto un elemento, direi, critico nei confronti di una tesi tradizionale per cui fondamentalmente l'arte dovrebbe riprodurre
fotostaticamente, diciamo così, le cose. Adorno ritiene che la riproduzione della cosa sia sempre una falsificazione della cosa. E uno dei suoi temi è che la maggiore lontananza è quella che esprime maggiormente la vicinanza. Questa è la sua tesi. E quindi l'espressività musicale, che lui trova, intanto in Schoenberg ovviamente, ma poi ritrova anche in Berg, per lui nell'espressività musicale si trova la verità della cosa più di quanto non ci sia nella riproduzione fotostatica delle cose. Questa è una sua tesi che troviamo fino agli ultimi anni della sua produzione filosofica, il motivo per cui per esempio alla fine della sua vita filosofica teorizzerà anche, diciamo così, la centralità della retorica. Lui dice: la retorica è stata per anni, anzi per secoli, stigmatizzata di essere un puro esercizio appunto estrinseco, pende su di essa una condanna fin dai tempi di Platone, che non rappresenta le cose ma in realtà è una pura esercizio verbale, eccetera, che crea confusione nei concetti, eccetera. Lui la valorizza perché dice: nella retorica c'è l'elemento espressivo, non si tratta di prendere qualcosa da fuori, di portarlo dentro, ma da dentro tirarlo fuori. E in questa espressività della retorica si trova, secondo lui, esattamente proprio la cosa. Qui la natura si manifesta maggiormente in questo momento espressivo che non in quello fotostatico, diciamo, meramente riproduttivo. C'è un concetto che lui richiama spesso, tra l'altro anche in questo carteggio, un elemento che lui ravvisa in Schoenberg e poi maggiormente in Berg, ed è la nozione di libertà della costruzione immaginativa. Allora, lui dice, qui la composizione musicale è assolutamente libera. Questo è il primo, è lo Schoenberg, diciamo così, soprattutto lo Schoenberg atonale, che lui vede recuperato, ripreso nella produzione di Berg, e non vede invece nella produzione dello Schoenberg, diciamo, fine anni 20, inizio anni 30, da cui lui prende le distanze. Noto poi la sua critica che rivolgerà a Schoenberg nella filosofia della musica moderna, in cui e queste cose sono presenti tra l'altro anche qui. Il rapporto di Adorno con Schoenberg sarà un rapporto conflittuale, e già qui è presente questa cosa, molto conflittuale dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma già qui non si intendono i due per vari motivi. Comunque un elemento che lo allontana da Schoenberg, lui dice in questa fase Schoenberg privilegia soprattutto la meccanica, la sua critica è una produzione puramente meccanica, cosa che non ritrova in Berg, cioè in Berg è invece libertà della costruzione immaginativa. E questo è un elemento di vicinanza di Adorno a Berg, di lontananza da Schoenberg, ed è uno dei motivi per cui secondo lui non avrebbe senso parlare di una scuola di Schoenberg, cosa che qui invece tiene Berg. Berg dice, anzi quando fa gli elogi ad Adorno, dice questo è un promettente musicista, eccetera, eccetera, che in tutti i sensi può essere considerato un allievo della scuola di Schoenberg. E questa cosa qui a Adorno non piace, perché lui dice non ci può essere una scuola, perché Schoenberg è colui che ha fatto saltare le scuole. E quindi non ci può essere una scuola di Schoenberg in senso tecnico, al di fuori, diciamo, degli schemi della scuola, quindi Berg non appartiene alla scuola di Schoenberg, non ha senso parlare della scuola di Schoenberg, e di questo abbiamo traccia in alcuni articoli che Adorno scrive per una rivista viennese, da Hamburg, che è appunto l'avvio, l'inizio, insomma, l'inizio, l'alba addirittura della cosa. Ecco, in Hamburg lui scrive queste cose e Schoenberg viene a conoscenza di questo e lì comincia la frizione tra i due. Ed è interessante come Berg scriva a Schoenberg di Adorno, dice ma no, insomma, è un giovane promettente, appartiene alla tua scuola, insomma, cioè cerca un po' di mediare tra questa, diciamo così, frizione che si viene a creare. Probabilmente in questo elemento, diciamo così, di conflittualità latente con Schoenberg c'è questo elemento diciamo così, del teorico per cui secondo Adorno non esisterebbe una scuola di Schoenberg, e probabilmente anche il fatto che, come dire, Adorno si riteneva discepolo di Berg e voleva in qualche modo valorizzare l'indipendenza di Berg rispetto a Schoenberg. Questo Schoenberg evidentemente lo avvertiva, no? E quindi c'è un conflitto relativo soprattutto agli scritti musicologici di Adorno, perché in questa fase Adorno compone pezzi musicali, quartetti, lieder, eccetera,
ed è molto attivo sul piano della scrittura musicologica, e soprattutto in questa rivista scrive ovviamente soprattutto su Berg, su Wozzeck, sulle suite, cioè sulla lyrische suite, cioè scrive su queste cose, e qui avviene in qualche modo una frizione con Schoenberg. Poi in realtà in questo carteggio è riportato un momento in cui Adorno si riconcilia con Schoenberg, ed è a Francoforte, vediamo se riesco a trovare il punto, è a Francoforte credo nel 31, nel 32, in cui più avanti allora, in cui lui dice, eccolo qua, in cui lui dice sì, mi sono riconciliato con Schoenberg ed è stato piacevole l'incontro che ho avuto con lui, e vediamo se riesco a trovare il pezzo che è molto interessante la cosa, forse allora è qua, eccolo qua. Ho assistito qui siamo dunque nel 1931, 16 gennaio, è una lettera che lui scrive a Berg, 16 gennaio del 31, in cui gli dice che sta di nuovo componendo dopo che ha avuto una fase di crisi compositiva, e dice: ho assistito alla prima dell'opera von heute auf morgen, che ad onta di un libretto impossibile è un capolavoro, quindi grande, come dire, resa di omaggio a Schoenberg. E poi gli dice: posso aggiungere che ho passato molto tempo in compagnia di Schoenberg, ho avuto molto da lui, e che non c'è stato alcun attrito tra di noi, dopo che c'era stato invece grande attrito sulle scritti musicologici di Adorno, eccetera. La frequentazione della persona non è meno interessante di quella della sua musica. Questo è il momento di maggiore vicinanza tra Adorno e Schoenberg, che poi si romperà subito negli anni successivi, non molti anni dopo. Lui dice, vediamo se trovo anche qui il pezzo, lui dice, insomma, e scrive delle cose, diciamo così, di critica nei confronti della produzione musicale di Schoenberg, esattamente quella cosa a cui accennavo prima, che accusa di meccanicismo, insomma, e quindi lì c'è di nuovo una presa di distanza. Sappiamo poi l'esplosione del conflitto avverrà con il Dr. Faustus di Thomas Mann. Lì sarà, ma siamo fuori. Siamo fuori. Beh, questo quello che posso fare magari è dare qualche informazione, diciamo, di cornice, no? Per precisare il discorso di Cortella. Questa rivista Ambruch era la rivista, praticamente l'Hausorgan della Universal Edition, cioè la casa editrice musicale che pubblicava non soltanto tutta la musica dei compositori legati al circolo di Schoenberg, cioè appunto la cosiddetta scuola viennese, la seconda scuola viennese, ma pubblicava in generale anche un po' tutta la musica di stampo modernista della Vienna o comunque del mondo mitteleuropeo dell'inizio del Novecento, cioè era una casa editrice nata apposta esattamente per rispondere a quel tipo di esigenza, cioè questa nuova ondata appunto modernista che a un certo punto a cavallo del Novecento aveva anche sommerso, si può dire in buona parte, insomma, no, l'attività musicale, ma non soltanto musicale, l'attività culturale della Vienna, perché appunto c'è tutta questa ondata che comprende anche la musica di Mahler, la musica di Zemlinsky, e la musica insomma di tutti questi autori come Křenek, che sono molto meno noti oggi, ma che allora formavano un tessuto estremamente ricco, fervido e molto fecondo anche, insomma, sia nel teatro che nella musica strumentale e da camera. Questa rivista Ambruch era appunto una rivista anche come dire, che aveva delle intonazioni anche molto polemiche, perché era una rivista che doveva essere anche proprio di militanza, cioè doveva rispondere anche alla necessità di controbattere le altre tendenze che si stavano manifestando nella musica del primo Novecento e anche naturalmente le tendenze conservatrici che ancora appunto
erano presenti, insomma, nella cultura di allora. E Adorno viene chiamato nella seconda parte degli anni '20, viene chiamato a essere il caporedattore di questa rivista, quindi a un certo punto, credo anche in buona parte proprio su istigazione, o comunque insomma con una decisa influenza da parte di Berg sulla casa editrice, viene chiamato Adorno a ricoprire il ruolo di caporedattore di questa rivista. Tra l'altro in un momento anche difficile per Adorno, il quale era ancora abbastanza giovane, però insomma in attesa di trovare una sistemazione accademica, una cattedra ancora non l'aveva, tra l'altro ce l'avrà molto tardi, perché le vicende accademiche di Adorno sono molto complicate. Lui in questo periodo sta studiando, ancora farà due tesi di dottorato, perché la deve riscrivere, una seconda tesi sempre su Kierkegaard, quindi insomma una cosa piuttosto complessa e faticosa per arrivare ad avere una posizione universitaria, e quindi insomma il fatto di poter avere questo posto di lavoro è una cosa che per lui è molto importante. Ma al di là di questo, lui prende molto a cuore questo incarico, se vogliamo, da leader di questo mondo che deve essere un po', insomma, l'espressione, il portavoce di questa nuova tendenza della scuola viennese, nei termini in cui appunto ne parlava prima Lucio. E lo scollamento che c'è a un certo punto a partire dal 25-26, direi 26-27 con Schoenberg, è nella maniera in cui Schoenberg interpreta la sua stessa invenzione, cioè la dodecafonia. La tecnica dodecafonica, termine che peraltro a Schoenberg non piaceva, ma insomma per comodità la usiamo, viene applicata per la prima volta, appunto siamo attorno al 1925, il primo pezzo per pianoforte dove Schoenberg scrive un intero movimento, l'ultimo movimento della suite per pianoforte, scrive con questa nuova tecnica dodecafonica che presto viene allargata e viene adoperata anche da tutti gli altri, diciamo, musicisti della sua cerchia, a cominciare ovviamente dagli ex allievi Berg e Webern. Ed è qui forse proprio che si innesta il primo seme della discordia, no, con Adorno, proprio perché Adorno, e questo è interessante secondo me, vede nel modo in cui la tecnica dodecafonica viene adoperata da Berg una via diversa da quella di Schoenberg, cioè il modo in cui si adopera questa, che apparentemente è un ipertecnicismo, se vogliamo, no? Compositivo, cioè il fatto di essere una cosa molto, molto strutturata, ci sono delle regole ben precise per scrivere con la tecnica dodecafonica, un suono non può essere ripetuto se prima non sono stati suonati tutti gli altri 11 suoni della serie. La serie può essere usata nella sua forma originale, nella sua forma retrograda, nella sua forma rovesciata e retrograda della rovesciata. Poi c'è tutta un'altra serie di norme tecniche compositive molto precise, molto cogenti da adoperare. Allora, appunto, tutto questo potrebbe sembrare il dominio della tecnica, in un certo senso, che è esattamente il tipo di polemica sulla quale poi Adorno si incamminerà, soprattutto con gli scritti sull'illuminismo. E questo trionfo della tecnica però può essere anche interpretato, come fa Berg, in una maniera completamente diversa. È una composizione che è completamente scritta in termini di tecnica dodecafonica, ma che nello stesso tempo esalta anche proprio quelle qualità, come diceva prima, cioè di libertà espressiva, è la Lyrische Suite, cioè questo grande quartetto in 6 movimenti che Alban Berg scrive appunto attorno al 26-27,
che nasconde tra l'altro anche una storia d'amore clandestina che Berg aveva avuto con una signora praghese, moglie di un industriale presso il quale tra l'altro Berg aveva soggiornato a Praga per diverso tempo, e guarda caso una relazione clandestina in cui Adorno ha avuto anche un ruolo fondamentale, perché era una specie di messaggero d'amore. Messaggero d'amore, era un Mercurio che portava le lettere, i messaggi tra Vienna e Praga, tra questi due amanti clandestini, no? E questa composizione, la Lyrische Suite, che è tutta informata da questa storia clandestina, che è tutta piena di riferimenti che sono comprensibili soltanto ai protagonisti oppure a chi ben conosceva queste vicende molto intime, e quindi c'è un tono molto riservato in tutto questo, però rappresenta una strada diversa di libertà espressiva che non è quella dell'Aufklärung, no? Ho trovato il pezzo in cui Adorno prende le posizioni nei confronti di Schoenberg e contrappone Schoenberg a Berg. È una lettera del 6 settembre del 1927 e dice: non posso tacerle che il terzo quartetto, sta scrivendo a Berg, non posso tacerle che il terzo quartetto di Schoenberg, che ho sentito anch'esso un paio di volte, non può in nessun caso competere seriamente col suo. Quindi proprio, nonostante l'indiscutibile maestria tecnica e la grandezza della sua oggettività distanziata. Già lì c'è un'oggettività distanziata, non c'è coinvolgimento come c'era in Berg. Poi dice: dopo un ripetuto ascolto del quartetto schoenbergiano e uno studio il più scrupoloso possibile della suite opera 29, ecco il confronto, non posso più ignorare il fatto che per Schoenberg la tecnica dodecafonica è diventata tuttavia una ricetta e funziona meccanicamente, anzitutto nel ritmo, poi interviene in questioni un po' più tecniche. Non riesco a conclude così: non riesco a immaginare come le ultime opere di Schoenberg possano avere una storia. Già oggi esse sono trasparenti come il vetro, senza segreti, tutto lì. No, questa è la presa di distanza. Tra l'altro lui in questo stesso periodo aveva avuto un rapporto anche non facile con Webern, e invece poi Weber va a trovarlo a Francoforte, e dice: no, lì invece c'è una grande consonanza, no? Siamo stati, dice, nel 29, siamo stati insieme tutto il tempo e la sua compagnia era meravigliosa. Ho totalmente accantonato le riserve che avevo in precedenza, quindi c'era stato un po' sempre attorno a quella rivista, ovviamente, perché il tema era appunto quello. Devo dirmi in tutto e per tutto d'accordo con lei, sta parlando a Berg, è una persona meravigliosa, di una specie che è davvero rara al giorno d'oggi. E che artista! L'esecuzione dei Kindertotenlieder, ma anche quello della sinfonia in sol minore, sono tra le cose più belle che abbia mai ascoltato. Poi dice che ha suonato a Webern alcune sue cose, l'impressione era che gli fosse contento. Poi dirò qualche cosa sull'impressione che l'Adorno compositore, invece abbiamo parlato dell'Adorno musicologo, ma l'Adorno compositore aveva su questi personaggi, ovviamente di gran lunga superiore a lui, almeno certamente sul piano della composizione. L'impressione che gli fosse davvero contento, se devo giudicare dalla serietà con la quale mi ha rimproverato, sostenendo che non dovrei far altro che comporre. È il periodo in cui Adorno vuole fare il compositore e ritiene la filosofia, che era la cosa a cui lui si era preparato, perché aveva preso il dottorato, stava scrivendo l'abilitazione, insomma, la filosofia è un'occupazione assolutamente secondaria in questi anni, addirittura noiosa, perché lui si sente coinvolto dalla composizione, vuole fare il compositore, coinvolto dalla composizione musicale. E infatti dopo questo, diciamo così, opinione di Webern, dice: spero soltanto trovarmi presto in una situazione che davvero mi consenta di non far altro che comporre. È l'Adorno compositore. Allora, sull'Adorno compositore ci sono anche i giudizi di Berg, che appunto lo raccomanda a Schoenberg, dice: guarda che è un valente, eccetera. Però se noi leggiamo tra le righe quello che dice Berg dell'Adorno compositore, allora le cose forse un po' cambiano, perché Berg dice:
a proposito dell'Adorno compositore, che insomma le sue, ecco, dunque sta parlando dei 4 leader, forse uno di questi li ascolteremo anche adesso, dopo probabilmente, non so se sia di 4 di questo periodo qua, dei 4 leader, dunque c'è questa lettera di Berg all'Adorno, dice: non solo sono perfettamente, tra virgolette, d'accordo con questa musica, quindi non sto dicendo che è molto bella, che gli è piaciuta, che è d'accordo, quindi ha seguito scrupolosa, è stato fedele al maestro, per tornare al tema dell'essere fedele, ma so anche che finirà per, virgolette, piacermi, non gli è ancora piaciuta, finirà per piacermi. E poi ancora dice: sono ancora pieno di ammirazione di fronte, l'espressione è questa, alla fattura complessiva, cioè è costruita bene, cioè ha seguito le regole, ha imparato bene quello che gli ho insegnato, che non ha la fattura, che non ho alcuna esitazione a definire magistrale. Quindi è chiaro che è il maestro che sta parlando dell'allievo. È stato con lui 6 mesi a Vienna nel 25, ha preso, diciamo, gli insegnamenti che lui ha dato e dice: beh, insomma, è stato coerente con questa cosa, però poi il giudizio è un giudizio che io intravedo un po' di distanziazione. Insomma, cioè, non vede che lì c'è genialità musicale, e infatti non ci sarà. Tra l'altro nel 29 Adorno, dopo tutti questi anni in cui lui scrive, compone musicale, fa composizioni musicali, avrà una crisi compositiva che durerà fino al 31, e nel 31 dice: ma ho ripreso a comporre, ma poi in realtà lì avviene la svolta, perché nel 31 è l'anno in cui Adorno ottiene l'abilitazione in filosofia, al suo secondo tentativo. Lui aveva preso il dottorato ancora nel 24, con Cornelius, che era un fenomenologo dell'Università di Francoforte, poi cerca di avere l'abilitazione con Cornelius medesimo, la tesi di dottorato era su Husserl, vuole scrivere l'abilitazione su Husserl e capisce che Cornelius non gliel'accetterà. E quando capisce questo ritira la domanda di abilitazione. A questo punto Cornelius va in pensione, la cattedra di Cornelius passa a un teologo, un famosi teologi della teologia dialettica del tempo, che è Paul Tillich, e lui si mette d'accordo con Tillich, cambia completamente il tema della sua abilitazione, che era su Husserl, perché Cornelius era appunto un husserliano, psicologo, si muoveva un po' in quel terreno di confine tra fenomenologia e psicologia. Con Tillich invece accetta la proposta, che probabilmente gli veniva da Tillich, che era appunto formazione teologica, di fare una tesi su Kierkegaard, no? E nel 31 scrive questa tesi su Kierkegaard, sul Kierkegaard estetico, la costruzione dell'estetico, e nel 31 ottiene l'abilitazione, che ovviamente in Germania non è ancora la cattedra, è una specie di passaporto con cui poi uno deve essere chiamato poi all'università. Lui avrà un contratto con l'Università di Francoforte, che durerà però pochissimo, perché nel 31, voi sapete, nel 33 c'è un evento decisivo, la presa di potere da parte di Hitler, e tutti questi dovranno andarsene dall'università. Quindi lui non avrà, lui tiene dei corsi molto brevi di contratto, e quindi, però è il momento in cui, per così dire, la crisi compositiva si combina con la sua svolta filosofica, e tanto più che sono gli anni in cui conosce Max Horkheimer, entra nell'Istituto per la ricerca sociale di Francoforte, di cui Horkheimer aveva preso la direzione proprio nel 31, quindi sono quegli anni lì. Sono gli anni decisivi in cui l'Adorno musicista finisce e comincia l'Adorno filosofo e poi scienziato sociale, ovviamente. Manterrà invece, ovviamente, la grande produzione estetologica, musicologica, eccetera. Ovviamente nel 33 dovranno andarsene tutti, tanto per dare alcune notizie, insomma, sulla biografia di Adorno. A quel punto lui spera di ottenere un posto in Inghilterra, a Oxford, di avere un posto di lecturer a Oxford, però questi gli dicono: sì, ma prima devi fare il dottorato a Oxford. Quindi lui va a Oxford come studente, come postgraduate, cioè deve andare lì e scrivere una tesi di dottorato. Sta dal 34 fino al 37-38 e torna a scrivere questo lavoro su Husserl a Oxford. Anche questa cosa qui va a finire in niente, perché nel 38 finalmente Horkheimer, che si era già trasferito a New York con tutto l'istituto, dice: finalmente abbiamo la possibilità di darti una borsa e quindi di lavorare per l'istituto. E qui nel 38 Adorno se ne va a New York e lì comincerà tutto il periodo, diciamo così, americano. Tornerà a Francoforte nel 49, quindi 4 anni dopo la fine della guerra, quindi lui rimane assente dalla Germania dal 37 al 49, quindi per 12 anni.
Nel 49 torna in Germania come supplente di Horkheimer, cioè Horkheimer, che era ordinario già dal 31, viene ovviamente richiamato come ordinario dopo il periodo dell'esilio, quindi nel 49 ottiene dall'Università di Francoforte, che è stata ricostruita, di fare le lezioni, però Horkheimer non si trasferisce ancora a New York. Dice: io prendo il posto, ma intanto Adorno mi fa la supplente. E per 2 anni, fino al 51, dal 49 al 51, Adorno tiene delle lezioni in supplenza di Horkheimer. Qui lui non è ancora ordinario, sarà chiamato nel 53 come straordinario, insomma il posto d'ordinario ce l'ha nel 57. Quindi praticamente il 57 ha 54 anni. Adorno diventa ordinario a 54 anni a Francoforte. Quindi solo per 12 anni, perché nel 69 muore di infarto. Quindi in realtà la vera carriera universitaria di Adorno è dal 57 al 69. Cortea, ti dico che in Italia si diventa associati a 54. No, d'accordo. Quindi... Va bene, d'accordo. Però in Germania in quei tempi le cose andavano diversamente. Le cose erano un po' diverse. Allora, a questo punto in realtà non possiamo più andare avanti, perché il tempo della parte dialogica è terminato, perché adesso c'è la parte musicale che adesso comincerà. Magari per concludere soltanto appunto questo discorso a cavallo tra biografia e leggera esegesi del pensiero di Adorno, possiamo soltanto magari mettere un po' in luce il fatto che tutta la produzione, anche quella più conosciuta qua in Italia, insomma, di Adorno come filosofo della musica, come musicologo, eccetera, in realtà ha le sue radici esattamente in questo periodo, cioè negli anni che vanno tra il 25 e grosso modo il 35. Cioè sono questi 10 anni, cioè che sono gli anni della corrispondenza con Berg, che sono gli anni del suo rapporto anche appunto di fedeltà a Berg. Guardate che nelle lettere continuamente c'è questo gioco tra di loro: il tuo fedele, rimanimi fedele, sì, fedele, fedelissimo, rimango fedelissimo. C'è sempre questo continuo ritornare su questo concetto di fedeltà, no? Il che è anche un po' strano, perché dice, vabbè, d'accordo, sì, il maestro va bene, però non è che al maestro si presenta fedeltà, no? Non è mica il vassallo col valvassore, voglio dire, cioè normalmente sono altri i termini che si usano, però invece c'è proprio questa idea, questo rimarcare, questo fatto di rimanere proprio fedele a, non so come dire, a un modello neppure di estetica, ma di antropologia musicale che Berg in qualche modo incarna e che Adorno sposa e al quale entrambi vogliono rimanere fedeli. C'è tutto un discorso anche un po' misterioso, perché attorno alla figura di Berg si crea sempre un po' un certo alone di esoterismo in realtà, no? C'è sempre un tratto un po' esoterico in tutto ciò che ha fatto Berg e anche il modo in cui aveva di allacciare, di portare avanti le sue relazioni. Ma insomma, in nuce tutte le riflessioni, per esempio appunto su Schoenberg e Stravinsky, il neoclassicismo e l'espressionismo della scuola di Vienna, che poi saranno l'ossatura, lo scheletro della filosofia della musica, i grandi saggi su Wagner, i grandi saggi su Beethoven, cioè proprio i concetti chiave, insomma i luoghi chiavi della critica musicale di Adorno, originano tutti in questi anni, perché dopo in realtà, anche se certe cose verranno pubblicate negli anni 50 e posteriormente alla guerra, ma l'origine è precedente, l'origine sta proprio in questo mondo in cui tra l'altro, questa è l'ultima annotazione che faccio, in cui tra l'altro questa tendenza che in qualche modo Adorno sentiva la necessità di difendere come critico militante, come musicologo militante, era una tendenza assolutamente minoritaria all'interno di un mondo musicale che era
era una piccola isolotta, diciamo, di espressionismo psicologico all'interno di un mare che era completamente dominato dal neoclassicismo, il neoclassicismo francese, ma anche nelle sue sponde italiane. Per esempio ci sono delle osservazioni molto feroci su Casella, in questo libro Casella, che poi tra l'altro era stato un po' anche l'ideatore di una sorta di antimanifesto, la Scarlattiana, che voleva essere proprio un contromanifesto rispetto al mondo musicale appunto di Schoenberg e della scuola di Vienna. Quindi c'è questa sensazione, no, di dover sempre fare i conti tra questo mondo e quello neoclassico, che poi accompagna anche tutti i suoi scritti teorici del dopoguerra. Però a questo punto la musica incalza. Quello che noi ascolteremo per primo è credo la sonata opera, vero? Sì, la sonata opera 1 di Alban Berg, che è il suo primo lavoro ufficiale, quello che merita il numero di catalogo, il lavoro che da una parte segna la fedeltà di Berg alla scuola di Schoenberg, e dall'altra però è anche il simbolo della prima forma di emancipazione di Berg dal mondo di Schoenberg, perché insomma c'è un tratto di originalità molto molto forte in questa sonata. Allora io invito il maestro Cascioli a entrare a interpretare questa sonata.
Grazie a Stefano Cascioli. Volevo soltanto aggiungere proprio due parole prima di per presentare il lead che adesso ascolterete di Adorno. Questo lead fa parte di un ciclo di 6 leader che Adorno scrive da una raccolta poetica di Stefan George che si intitola Die Siebenten Ring, cioè il settimo anello. Stefan George è stato un poeta fondamentale per il passaggio tra il mondo, diciamo, ottocentesco e il modernismo viennese del primo Novecento. È l'autore di cicli poetici che sono stati prediletti a partire dalla metà dal 1905 in poi, sono stati prediletti dai musicisti della cerchia di Schoenberg. Schoenberg scrive il secondo quartetto, nell'ultimo movimento introduce la voce umana su un testo di Stefan George, poi scriverà una raccolta che sarà quella del Giardino dei Libri Pensili, sempre su testi di Stefan George. Anton Weber nel 1909 pubblica la sua opera 3, i 5 leader tratti dalla stessa raccolta di Siebente Ring di Stefan George, appunto, dalla quale attinge poi molti anni dopo anche Adorno per scrivere il suo ciclo, sempre tratto da Siebente Ring. Ed George è stato una figura veramente molto, molto importante che ha influenzato moltissimo la sensibilità soprattutto dei giovani, delle nuove generazioni. E curiosamente è stato un poeta a cui hanno guardato con grande simpatia e grande trasporto sia quelli che poi diventeranno, diciamo, i nazisti, i giovani nazisti, perché c'è questa esaltazione della vitalità, della forza maschile, eccetera, da una parte, sia paradossalmente tutte quelle forze che in qualche modo e molto purtroppo timidamente hanno tentato in Germania e in Austria di opporsi al nazismo. Per esempio i cospiratori dell'attentato a Hitler che poi fallì erano tutti giovani che si erano formati e ispirati proprio alle poesie di Stefan George. Quindi è abbastanza curiosa, diciamo, questa influenza di George proprio sull'animo di tutta la gioventù intellettuale austro-tedesca proprio del primo Novecento. Adesso ascoltiamo questo lead dalla voce di Federica Vinci, grazie, e di Stefano Cascioli.
Amen.